Buonasera, ben chiatas con Gnobis. Un aumento dall'infezione dal 70% in una settimana col carico di positives di Trieste, le più dal doppio di qualunque altra città italiana. Le dome qualche un dai risultati che salti in fuori dal report settimanale della Fondazione Gimba che certifica la crescita esponenziale dalla pandemia il Friuli Vignesi Giulia. La Nestre è la prima regione in Italia supera il 10% degli occupati in terapia intensiva. La campagna di vaccinazione invece non arriva alla media nazionale, il 73% affronta il 75,7% del resto d'Italia. Domine persone su 100 che hanno diritto a avuto la dose booster, proposizione che arriva a su un 4 per le dosi zontadis per le persone immunocompromitudis. Il bollettino tali ultimi 24 ore in Friuli Vignesi Giulia sono saltati fuori 455 casi di infezione di Covid con 6.114 tampons molecolari e altri 28 casi, 21 fur di 16.546 tampons VES. La percentuale di positività per test molecolari è del 7,44%. 3 in marzo un uomo di 78 anni, un di 79 anni e una femmina di 82 anni, tutti di Trieste. 16 le persone ricoverate in terapia intensiva e 90 volte che sono in chiatris repars. I DAS e conting di passe 400 positivi dagli ultimi 24 ore. La curva è da ora al chassis in maniera di no crodi. A Febelale il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi a Telefriuli commentando l'ultimo bollettino della protezione civile i DAS dai dispassas. Il fulcro più importante resta che alleata ai corteos e alle manifestazioni di Trieste, dove arrivi la più parte dei casi registrati di che di SCA. Per il momento, occorre di ribadore di contenuti ricoverati in ospedale in 3 centri principali che sono Pordenone, Udine e Trieste, ma aussi da ora a resonare di tornare a Viesi, repars, Covid anche in 3 ospedali, spoke. E sono a mancul 17 le persone infettate dal Covid in una chiesa di ricovero per anziani di questioni di disopule. La struttura ha comunicato che ha deciso di fermare le visite di fur per cercare di fare e rimediare alla diffusione del virus tutti gli ospiti della struttura hanno avuto la doppia dose dalla vaccina. Oramai una sfida, vierte Jenfri no Green Pass e i sindics di Trieste, di Udine, Pieri Fontanin, Roberto di Piazza. I manifestanti hanno organizzato 2 cortei sabide dalla capitale regionale alla Pring di Udine, no, chiate, le regole fissate dai 2 comuni a Udine, no, passa, hanno proclamato un radun giusto in place libertà, con dunque che ordinanze firmate dal prefetto Marchesiello dal sindaco Trieste invece Novares di esito chiade place unitate d'Italia. Di piazza, intanto alla visata che al mandato furono ordinanze che l'oblei organizzatori a procurarsi, personale per la sicurezza che l'ha di controllare il distanziamento, l'uso delle mascherine per non correre pericolo di pagare un forte multe. È un uomo di 73 anni di Gurisse, questa mattina alle morti in zone delle Isole Marasini, in tal comune di San Cansians, dalle Lisunce. La sua macchina era in bilancio sull'ora di un canale, una prima ipotesi, l'ha fatto una manovra sbagliata con la macchina che è finita in bilancio. A quel punto l'ha dismontata dal veicolo, ma l'ha sbrissata dentro i traghe e non l'è arrivata ad ore. Attorno su finito col fasime da via dalla Corinth, sul posto il personale del 110 i pompiers, la polizia stradale di Gurisse. A Coventin 150 milioni di euro per libera Udin dalla date ferroviarie dalla stazione centrale rive fin dalla Beorce di Vat. Alle cieca è stata fur dal surlook fatto dai tecnici dei Fix Technic dal comune di Udin che la tornata batti sulla necessità che RFI al fase il doppio passante che le zacumò per spostanti i trens sulla dade che cumoi è sopra dade dai trens cui materiali. E Pavie
E Pavia di Udine si prepara verso nuovi centri di aggregazione per i giovani, un investimento importante per il comune come che non sconta il sindaco Beppino Govetto, sentendo. Il lavoro che stiamo realizzando con noi, il più importante è sicuramente la realizzazione e costruzione del centro di aggregazione giovanile, che verrà fatto buttando demolendo in pratica un edificio che è in continuità con il palazzo comunale, viene demolito e viene ricostruito ex novo, con una spesa che sarà circa 1 milione di euro, quindi un investimento di avvondo importante, e che vedrà appunto la realizzazione di un palazzo, di un edificio, dove ci saranno le sedi delle associazioni giovanili, le iniziative che i giovani si partono in davanti, che anche l'amministrazione parte in davanti a favore dei giovani e dei più piccoli, e quindi sarà un lavoro importante per vita sociale, per crescita culturale anche delle nostre comunità, sicuramente. E la cultura sarà alla fine del mese la mostra Origine dei saperi scientifici, mettude in pins dal Museo Furlan di Storia Naturale, non si infevele il sindic di Udine, Pieri Fontanin, sentinlo. Siamo in via Sabadini, dal Museo di Storia Naturale, si è avviato una mostra dedicata a un grande meteorologo citato di Udine, Girolamo Venerio, e che sono i suoi strumenti che lui ha adoprato per misurare le temperature, misurare la ploe, fare delle verifiche in pratica già tanti anni da ora, ben dal 1700, per quel che riguarda il clima che è citato di Udine. Le questioni climatiche sono di grande attualità, sta cambiando il monte, i glaciari si stanno disfando e vengono ploi sempre più forti, ovviamente il fenomeno dell'uragano de Codeboe di Furlan Vaia, che ha sdrumato un lavoro di planti in queste montagne, quindi tutte le robe che ci dicono che bisogna stare attenti a questi cambiamenti. Anche il Comune di Udine, a lui sei presente con queste informazioni, si fa vedere, soprattutto alle nuove generazioni, c'è che sta cambiando anche a casa nostra e per c'è che sta cambiando e c'è il rischio scoccare con questi cambiamenti climatici. Quindi venite a vedere queste mostre che fa vedere di storie, ma che fa vedere anche di attualità, di robe, un lavoro di comò su cui rifletti e frontalis. E allora anche per usgnotta le dot, grazie di ben ascoltat, si vediamo domani sera. Mandi.